Spese straordinarie per i figli. Un caso pratico. L'università. In un precedente video abbiamo introdotto il tema delle spese straordinarie per i figli. Vi lasciamo il link in descrizione. Di recente la Cassazione è tornata in argomento, ribadendo che occorre distinguere tra spese straordinarie in senso stretto, cioè non ricomprese nell'assegno di mantenimento stabilito a favore dei figli, e spese straordinarie in senso lato, cioè da considerarsi ricomprese nell'importo stabilito a titolo di mantenimento. Talvolta i protocolli dei tribunali adottano la distinzione tra spese straordinarie, cioè spese che eccedono l'ordinaria amministrazione e non sono ricomprese nell'assegno di mantenimento, e spese accessorie, ma ordinarie, che di norma vengono ripartite tra i genitori senza che sia necessario tra loro un preventivo accordo. Ad esempio, visite mediche specialistiche coperte dal Servizio Sanitario Nazionale prescritte dal medico curante e spese scolastiche per libri di testo. A prescindere dai termini utilizzati, in sostanza, per spese straordinarie si intendono spese che per la loro rilevanza, imprevedibilità e imponderabilità non coincidono con le spese che i genitori quotidianamente sostengono per i figli. Le altre spese, invece, sarebbero ordinarie, e cioè certamente da affrontare. Ad esempio, tutte le spese scolastiche dei figli fino al conseguimento del diploma, sia esso professionale, tecnico o liceale. Va da sé che a seconda delle scelte compiute dalla famiglia, alcune spese potrebbero essere considerate ordinarie, ancorché gravose. Si pensi al caso in cui di comune accordo i genitori abbiano scelto di far frequentare al figlio una scuola privata. Venendo al caso delle spese universitarie, si tratta di spese straordinarie? La Cassazione ha recentemente affermato che le spese universitarie non sarebbero eccezionali o imprevedibili, ma quantificabili in anticipo per un figlio che già frequenta l'università al tempo in cui viene stabilito il mantenimento dal tribunale. Seguendo il ragionamento della Cassazione, sarebbe allora diverso il caso in cui i genitori non abbiano ancora concordato tra loro la prosecuzione degli studi dei figli, perché in questo caso le spese universitarie non sarebbero per i genitori certe a monte, tantomeno nel loro ammontare. In merito, il protocollo del Tribunale di Verona prevede una disciplina delle spese accessorie da ripartire tra i genitori, ma non include le spese universitarie né in quelle rimborsabili senza preventivo accordo né in quelle rimborsabili solo previo accordo, lasciando alle parti la possibilità di prevedere uno specifico accordo sul punto o ricorrere al tribunale in caso di conflitto. Iscrivetevi al nostro canale, abbiamo un'intera sezione dedicata al diritto di famiglia. Per maggiori informazioni visitate il nostro sito e seguiteci sui social media.